Le imprese che si occupano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e fognari e della depurazione nel territorio dell'Agrigentino si sono riuniti stamani in piazza Vittorio Emanuele nei pressi della prefettura d'Agrigento e hanno manifestato tutto il loro disagio e la loro sofferenza rispetto alle questioni legate alla gestione del servizio idrico integrato, alle prese con pesanti criticità di natura economico-finanziaria a seguito della dichiarazione di fallimento della società Girgenti Acque. C'è una grande preoccupazione tra le aziende interessate, circa una ventina, che da tempo non svolgono l'importante servizio a beneficio della comunità agrigentine, sia per quanto riguarda la loro posizione creditoria presente e passata, sia per quanto riguarda l'attuale rapporto di continuità lavorativa, ma anche per gli scenari futuri. Abbiamo sentito in merito il coordinatore dell'evento, il segretario della CNA di Agrigento, Claudio Spoto. Ma l'obiettivo è quello di sensibilizzare ulteriormente le istituzioni per ovviamente mettere sulla tavola quelle che sono le criticità legate all'aspetto economico-finanziario di quanto sta accadendo rispetto alla gestione del servizio idrico integrato. Il fallimento di Girgenti Acque che è stato dichiarato ovviamente acuisce di più la situazione che è già delicata e complessa, così come ha sottolineato lo stesso commissario Venuti, che ha detto che la situazione rischia il collasso alla luce anche della richiesta fallimentare che presenta profili di incompatibilità con la continuità del servizio pubblico. Alla luce di tutto questo è chiaro che c'è grande sofferenza, grande disagio, grande preoccupazione da parte delle imprese sia per quanto riguarda i crediti che vantano, anche quelli prima della gestione commissariale, ma anche quelli per i lavori fin qui eseguiti, ma anche per i livelli occupazionali. Queste imprese danno lavoro a circa un centinaio di operai, ma ecco, non prendendo i soldi si rischia anche di non poter onorare gli impegni con i fornitori e con le banche. Poi c'è anche lo scenario futuro, c'è l'AICA, questo nuovo soggetto con cui bisogna trovare un punto d'incontro anche per le prospettive, perché loro svolgono un importante servizio essenziale, quindi significherebbe interrompere il servizio, significherebbe anche mettere a rischio la salute pubblica dei cittadini, quindi da parte nostra c'è tutto l'interesse, la voglia, il desiderio di poter trovare un punto d'incontro per cercare appunto di risolvere il problema e di tutte queste imprese, delle famiglie e dei lavoratori.